Il full time, che è il nostro corpo di ballo di questa sera, evidentemente il fenomeno Barbie ha coinvolto anche, abbracciato anche Jesolo e Piazza Manzoni. Buona serata a tutti, bentrovati a questa terza edizione di questo evento che secondo me è bello per due motivi. Da una parte perché ci dà la possibilità di ascoltare, di passarci una serata ascoltando della bella musica, il che non guasta mai, anzi la bella musica fa sempre bene al cuore e all'anima. Dall'altra parte perché è una bella serata che attraverso la musica ci dà la possibilità di lanciare dei messaggi molto importanti. Il messaggio fondamentale, la cosa che più ci tengo a sottolineare, che si vuole fare in modo che con l'amore si può vincere contro la violenza. Questo è il messaggio che deve passare questa sera. Ne parleremo con i nostri ospiti, ne parleremo soprattutto con la musica, ma ne parleremo anche con chi mi terrà compagnia questa sera, anzi con chi io terrò compagnia, perché quando
lo stabilimento balneare Manzoni, che ha organizzato l'evento con il patrocinio del comune, ricordiamolo, mi ha detto: ma ti va di ripresentare anche quest'anno? Sì, vabbè, dai, presentiamo, avevo altre serate, però è giusto, quando chiama Morino è giusto rispondere presente. Però mi fa: ma tu presenti? Sì, beh, qualcosina so presentare, ma canti anche? Beh, sai, sotto la doccia ogni tanto mi viene, però forse è il caso di non esagerare. Allora mi hanno detto: guarda, noi abbiamo una presentatrice che è brava a presentare, ma soprattutto è brava a cantare. Cosa dici se fate la cosa insieme? Ho detto: la cosa straordinariamente meravigliosa. Quindi grazie di avermi dato la possibilità di questa sera di avere come compagna di questo meraviglioso viaggio Lara Agostini. Buonasera, che presentazione, buonasera Fabrizio, buonasera Piazza Manzoni, un onore e un piacere davvero calcare questo prestigioso palcoscenico per un evento davvero tradizionale ormai, perché terza edizione, molto importante, rappresenta un po' la parte, diciamo, canora della serata, e quindi sono orgogliosa di dire che ci sono tantissime artiste, ci sono ancora nuove voci, nuove donne che si sono volute unire insieme al nostro coro per dire: l'amore deve vincere sulla violenza. Quindi sarà una serata, come diceva giustamente Fabrizio, all'insegna della musica e di questo messaggio forte che le artiste, grazie alla loro arte, possono avere la fortuna naturalmente di trasmettere in maniera diversa, diciamo, perché quando hai un microfono in mano hai veramente un potere oggi essenziale. Quindi grazie a tutte le donne, alle artiste che vogliono partecipare. L'amore deve vincere sulla violenza. Assolutamente. Tra l'altro si potrebbe dire che giustamente l'applauso ci sta alla Lara, naturalmente, che ci ha presentato la serata, ma va soprattutto a chi ha voluto questa manifestazione. Se tre indizi, come diceva Agatha Christie, se tre indizi fanno una prova, almeno mi sembra che dicesse così, beh, questa serata in qualche maniera lo testimonia, perché la prima volta dici: vabbè, è andata bene, è stata bella, tanta gente, 10 artiste che hanno accettato, anche tu eri presente alla prima edizione. La seconda volta, sì, ok, la cosa è piaciuta, ma se continuiamo a ripetere, beh, da una parte la cosa brutta è che vuol dire che c'è ancora necessità di ripetere forte questo messaggio, però dall'altra il bello di ritrovarsi, vuol dire che voi artiste credete nella possibilità, anzi nel potere della piazza, della musica e dell'amore. Sì, e dici bene Fabrizio, perché questa iniziativa è partita così, diciamo, per gioco, per volere del Consorzio Manzoni, nella presenza anche di Amorino De Zotti, di tutti i collaboratori naturalmente e dell'amministrazione comunale. È diventata anche un po' nel nostro mondo da ballo una serata di riferimento, un evento al quale pian piano tante artiste si sono avvicinate, e nonostante il periodo per noi sia un periodo di alta stagione, quindi di grande lavoro e di grande pressione, nessuna è voluta mancare. E la cosa bella è che ci sono davvero ragazzine, donne, madri che si sono volute unire questa sera per dare questo messaggio forte al quale crediamo veramente. L'amore deve vincere sulla violenza. Sensibilizziamo contro la violenza sulle donne, qui che parta da Piazza Manzoni, soprattutto con un grande applauso di questo pubblico che è intervenuto davvero numeroso e meraviglioso. Hai detto bene, Lara. Però, siccome le cose belle vengono fuori anche e soprattutto quando vengono fatte assieme, allora abbiamo citato lo stabilimento balneare Manzoni, però abbiamo ricordato anche l'importante diciamo, contributo, presenza dell'assessorato di riferimento. Quindi vorrei chiamare qui sul palco, perché il comune di Jesolo partecipa in modo molto attivo a questa manifestazione, quindi chiamerei qui sul palco le due assessore, Martina Borina, assessore alle pari opportunità, e Deborah Conella, che è l'assessore alle politiche sociali e alla cultura. Perché, e poi lo vedremo con la nostra ospite, che poi vi presenteremo come è giusto presentare un ospite speciale, tutto deve partire soprattutto dalla cultura, da un cambio di mentalità, da un'educazione che deve partire fin dai ragazzi e dalle famiglie. Eccolo là, assessore Borin e assessore Gonella. Intanto grazie per l'appoggio che come amministrazione comunale avete dato a questo evento. Grazie a te Fabrizio. Buonasera a tutti, fatemi esordire dicendo che io sono veramente onorata di poter portarvi i saluti dell'amministrazione e in particolare dell'ufficio pari opportunità, perché questo evento è un evento che come donna mi tocca particolarmente, e a questo proposito ci tengo veramente e vi chiedo di fare un grande applauso al presidente del comitato Manzoni,
perché veramente se lo meritano. L'organizzazione di eventi come questo può non sembrare, ma veramente richiede mesi e mesi di duro lavoro, per cui un plauso al comitato. Queste serate sono importanti perché da un lato sicuramente contribuiscono ad arricchire quella che è l'offerta di intrattenimento di Jesolo, a voi che siete i nostri cittadini, i nostri turisti, per cui ci teniamo particolarmente, ma soprattutto per il messaggio che insomma è sotteso. C'è più che mai in questo periodo bisogno di ricordare questa tematica, questa problematica. Purtroppo lo sappiamo, negli ultimi giorni in particolare la cronaca ha riportato quello che a mio avviso è uno degli eventi più grotteschi e più brutti dell'ultimo decennio e che mostra come è una piaga socialmente e culturalmente ancora molto sentita. Come si combatte? Si combatte, come dice anche l'evento stesso, con l'amore, in questo caso tra l'altro coniugato con l'arte, per cui veramente se non lo trasmette l'arte, l'amore io non saprei cosa potrebbe fare. E quindi tra l'altro quest'anno per la prima volta abbiamo una testimonial, come citavi tu prima, che è Maria Cristina Savoldi, che presta il suo volto in maniera assolutamente solidaristica e credetemi non è stato facile trovarla, perché devo dire che non tutti e non tutte hanno accettato questo ruolo, che invece è un ruolo molto importante di peso e che comporterà anche un riverbero mediatico, perché tramite lei riusciremo ad arrivare a molte più persone e questo è il metodo più efficace per combattere la violenza unitamente all'amore. Quindi io non vi rubo ulteriore tempo, spero vi godiate la serata, la buona musica, l'arte, la danza e soprattutto il discorso di Maria Cristina che seguirà più avanti nella serata. Io, se mi permettete, posso fare una cosa che non si dovrebbe fare perché non fa parte nel manuale del bravo presentatore. Maria Cristina, scusa, approfitto del fatto che faccio il figo perché salto, ma in realtà perché è molto basso. Ecco, un applauso vorrei farlo fare per Maria Cristina. Io poi ti faccio intervenire, so che hai sempre mille cose da dire, però era giusto insomma dare un volto anche al nostro ospite, anche se ti conosco tutti quanti. Ok, a più tardi. Che bello, olio cuore, risalgo. Allora, sì. Non ci siamo messi d'accordo, meno male che c'è l'assessore Gonella che spezza un po' perché, vieni Lara. Sì, di azzurro vestiti, vedo. Anche se il colore sarebbe stato il rosso, però ci siamo messi in azzurro, proprio perché richiamiamo Jesolo, esatto. Il mare, dai. Allora, io prima di partire con la serata vi consegno, perché prima abbiamo parlato con Martina, abbiamo sottolineato quello che purtroppo le cronache continuano a evidenziare. Così cercando, sapete che poi i social come funzionano, quando cominci a cercare una notizia ti fanno emergere attraverso gli algoritmi un po' tutto quello che succede. Però mi è venuto fuori un intervento che ha fatto Roberto Benigni una sera, una trasmissione, citando una poesia molto bella dedicata alla donna. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso dal braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Lara, facciamo parlare la musica? Cosa dici? Facciamo parlare la musica e io direi che partiamo con la prima artista? Partiamo con la prima artista. Sì. Mi verrebbe una voglia di fargliele presentare all'assessore qua, ma vedi che già stanno fuggendo. Quando ho detto presentiamo... Già stava fuggendo, no, ma allora, è molto semplice. La prima artista gioca praticamente in casa perché è un'artista naturalmente che si è esibita più volte in questo palcoscenico, appartiene a un gruppo molto rinomato, sono i Santa Monica Band, girano le bellissime piazze di tutta l'Italia e stasera sono qui con noi, quindi ho l'onore e il piacere di invitare qui Desiree. Buonasera a tutti! Desiree con Maria del Sol. Grazie davvero. Io devo dire che è un onore essere qui questa sera, è sempre un'emozione. Io vorrei chiamare il mio valletto perché ovviamente le parole le so, però ovviamente può sempre succedere, grazie.
Grazie. Dedicata a tutti voi e a tutte le donne, Maria del Sol, così. Grazie. Dall'altra parte dell'oceano blu vivevo lei con il cuore a metà, sola con 3 fratelli da tirar su, e la vita non le ha mai dato un sorriso, mai giorni a graffiare la strada e la polvere, per poi trovarsi a spendersi tra 1000 braccia di chi non sa niente di lei. Questa è la storia di Maria del Sol, vendeva sogni per restare viva. Questa è la storia di Maria del Sol, cercava solo la sua libertà. Piazza Manzoni per voi, tutte le donne. In quel paese lontano lassù, là sotto un sole che più caldo non c'è, lei aspettava il destino in un bar, un'occasione per andarsene via. Era ormai tardi e la notte scendeva giù, schiaffi e carezze in un letto senza anima, sotto il respiro di chi si prendeva l'amore così, dove amore non c'è. Questa è la storia di Maria del Sol, vendeva sogni per restare viva. Questa è la storia di Maria del Sol, cercava solo la sua libertà. Nessuno mai saprà niente di lei, dei suoi silenzi e la sua poesia. Nessuno mai capirà cosa c'è dietro alle spine di un cuore a metà. Maria del Sol, a tutte le donne. Grazie. Era ormai tardi, la notte scendeva giù, schiaffi e carezze in un letto senza anima, sotto il respiro di chi si prendeva l'amore così, dove amore non c'è. Questa è la storia di Maria del Sol, vendeva sogni per restare viva. Questa è la storia di Maria del Sol, cercava solo la sua libertà. Nessuno mai saprà niente di lei, dei suoi silenzi e la sua poesia. Nessuno mai capirà cosa c'è dietro le spine di un cuore a metà. Maria del Sol, Maria. Piazza Manzoni per voi. Hola. Maria. A voi, grazie. Desiree Santa Monica Band. Grazie. Grazie Desiree, per te non è la prima volta, ma credo sia sempre una grande emozione. Guarda, Dico bene? emozione tantissima, grazie Tantissima. davvero. Ci Grazie vediamo per dopo. il tuo prezioso contributo. Grazie, a dopo. Grazie Desiree. Molto bene, quindi prosegue questa carrellata di artiste. Come vi ho anticipato prima, si sono aggiunte altre voci, altre donne che hanno voluto con la loro arte dare un contributo nella sensibilizzazione di quello che è la lotta contro la violenza sulle donne. Il nostro messaggio: l'amore deve vincere sulla violenza, e a farlo questa volta è una giovane promessa davvero molto, molto interessante, perché nel suo animo si scopre non solo la voglia di fare musica, ma anche quella, già così giovane, di partecipare a eventi nei quali la solidarietà, in questo senso la testimonianza, seppur vista con gli occhi di una giovane, sia fondamentale. E quindi la inviterei qui insieme a noi. Arriva da Mantova, sta finendo il conservatorio, ma naturalmente apprezzerete le sue doti vocali. Giorgia Gonnella, che ci presenta Ama. Benvenuta Giorgia. Buonasera a tutti, grazie. Quando ti ho Ciao, chiesto Lara. perché hai voluto partecipare, mi hai detto: perché voglio dare il mio piccolo contributo. Esatto. E quindi si merita il grande applauso. Giorgia Gonnella. Grazie mille.
Un messaggio d'amore, è proprio lei, Ama. Ama, devi farlo ancora, ama, anche se ti hanno deluso, non tirarti indietro mai. Ama, fallo sempre intensamente, con il corpo e con la mente, non tirarti indietro mai. È tutto quello che serve per riscoprire quello che tu sei. È questo quello che basta per dare un vero senso a tutto quanto. Respira il tuo sorriso fino in fondo. Che sia felicità. Ama, risvegliati una nuova primavera e lasciati abbracciare dal calore che ti dà. Non avere dubbi mai, ora ama. Ama. Fallo sempre intensamente, anche se ti hanno deluso, non tirarti indietro mai. Ama, usa tutta la tua forza, devi farlo veramente, non darti indietro mai. È tutto quello che serve per riscoprire quello che tu sei. È questo quello che basta per dare un vero senso a tutto quanto. Respira il tuo sorriso fino in fondo. Ama e accetti la tua vita ancora. Ama come se fosse la tua prima volta. Lascia che sia felicità. Dal calore che ti dà, non avere dubbi mai, ora ama. Senti che qualcosa sta cambiando, libera tutta la tua energia e lasciati cullare da quel male che vive dentro te. Accetti la tua vita ancora, ama come se fosse la tua prima volta. Lascia che sia felicità. Ama, risvegliati una nuova primavera e lasciati abbracciare dal calore che ti dà. Non avere dubbi mai, ora ama. 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 Giorgia Gonnella. Grazie, questo bellissimo messaggio d'amore. Ma sai che ti ho vista molto molto partecipe. Ora dietro le quinte ci sta un po' di tensione eccetera, poi si è sciolta nel momento in cui sei salita sul palco, ti hanno chiamato, però quando hai iniziato a cantare ti abbiamo visto proprio molto partecipe, sentivi molto il messaggio che veniva dato, vero? Sì, sì, grazie. Ancora? Poi ce li sentiamo? Grazie, certo. È proprio il caso di dirlo. Tra l'altro, quando è stata presentata, ho visto l'assessore che si è guardato attorno, ho detto ma ho anche delle parenti, no, qua con 2 N, per i dettagli che fanno la differenza, tu invece una N sola. Ok, o uno dei due ha sbagliato all'anagrafe qualche anno fa, vabbè. Allora,
La prossima artista ci porta un medley con due canzoni particolarmente iconiche per quanto riguarda l'amore, due canzoni che hanno fatto la storia. Uno è I Maschi e uno Non sono una signora. I Maschi, ricordate, la canzone del 1987 interpretata da Gianna Nannini. Ecco, il messaggio era l'amore che va oltre l'orientamento sessuale e quindi l'amore che è una forza a prescindere. Dall'altra invece Non sono una signora, che come sapete cantata da Loredana Bertè, scritta da Ivano Fossati, e che ha rappresentato, tra l'altro, questa canzone del 1982, un successo straordinario a livello internazionale. In questo caso il messaggio era di forza, di tenacia, di amore oltre ogni barriera. Ecco perché queste due canzoni sono state messe assieme. La nostra artista che interpreterà questo medley è un'artista che qui ha calcato già il palco, diciamo non è nuova, però ha deciso di partecipare quest'anno con particolare passione. Naturalmente stiamo parlando di Lara Agostini. Ma che presentazione, grazie Fabrizio. Grazie. Siamo pronti? Vogliamo vedere anche le vostre mani al cielo, a tutti i maschi che fanno la loro parte anche in questa serata. Così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro dalle vetrine. Ogni carezza della notte quasi amor. I maschi disegnati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte quasi amor. Ogni carezza della notte quasi amor. Ogni carezza della notte quasi amor. E adesso non sono una signora per chi ha giocato una battaglia e l'ha vinta, a tutte le donne che sono state sul campo di guerra, ma vola planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no. Non sono una signora, ma una con tutte stelle
Grazie alla la musica che unisce anche in questa serata davvero speciale, la musica che in tante occasioni dà l'opportunità di riflettere, dà l'opportunità naturalmente di trovarci vicini e di poter lanciare questi messaggi davvero forti. C'è un'altra bellissima canzone, un'altra grande artista che conoscete tutti qui e conoscete naturalmente tutti voi che frequentate il magico mondo della musica da ballo. Si chiama Linda Biscaro e questa sera con un'interpretazione davvero speciale, in maniera così, vuole arrivare dritta al cuore con l'accompagnamento del suo chitarrista Luca, che chiamo qui naturalmente sul palcoscenico. Arriva uno dei brani più belli, più sentiti e secondo me più profondi di Mia Martini. Sto parlando di Almeno tu nell'universo. Linda Biscaro. Grazie Lara, una buona serata a tutti quanti, viva le donne, viva questo bellissimo tema che stiamo qui per affrontare questa sera. Io ci provo ragazzi, ci metto del mio e ci metto tutta l'anima per cantare questo brano così pesante. Grazie. È bellissimo però cantare Mia Martini, è una cosa un po' particolare. Presento anche Luca Righini alla chitarra. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente matta, forse un po' troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente e quando la moda cambia lei pure cambia continuamente, scioccamente. Sola, e come può e si consola, ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, sì, in paure, inutilmente, e poi un punto sei che non ruota mai intorno a me.
Linda Biscaro. Grazie amici, scusate l'emozione, ma questo brano Linda, mi fa viaggiare veramente. dico una cosa che non si dovrebbe dire, perché quello che succede dietro le quinte dovrebbe rimanere dietro le quinte. Mi Lei fa prima, viaggiare. Sì, fa viaggiare. Prima diceva, questa è una canzone o la senti o non la senti. Se non la senti non lo puoi cantare. Non lo puoi cantare. E tu la sentivi molto. A mio parere tantissimo. Grazie a Linda, tutto questo grazie. bellissimo pubblico e ringrazio Luca. Grazie. Una delle più belle canzoni di Mia Martini, quella che ha permesso tra l'altro nel 1989 di rientrare al Festival di Sanremo. Pensate che all'epoca, per chi c'era una certa retrosia nel farla partecipare nuovamente ai festival, proposero questa canzone a Mietta, una giovanissima Mietta, che si rifiutò di cantarla, e questo permise appunto a Mia Martini di ritornare al Festival di Sanremo con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana. Detto questo, piccolo break perché abbiamo i Full Time. Comincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e ci impara. Full Time! Full Time che si merita un applauso, fatevi sentire calorosi come sa fare Piazza Manzoni. Full Time non manca dall'appuntamento ormai da 3 anni, quindi conferma davvero di voler dare sempre un contributo molto importante con la danza, che è davvero un'arte insostituibile. E poi continuano le nostre artiste, questa volta arriva Lolita. Lolita si esibirà questa volta da sola, poi nella seconda tranche insieme alla sua compagna di viaggio. Rappresenta la voce femminile, una delle voci femminili di un'orchestra veneta, Incanto, quindi già il nome ci lascia presagire qualcosa di davvero speciale. Ci presenta Gocce di memoria, un brano di Giorgia che mira a ricongiungere i nostri ricordi col passato, con chi naturalmente ha lasciato un segno nella nostra vita, e quindi Lolita per voi con Gocce di memoria. Buonasera a tutti, è un onore essere qui questa sera per presentare questo importante messaggio dell'amore contro la violenza. Auguro tanta buona musica a tutti.
tutti. Lolita dell'Orchestra Incanto nel suo goccio di memoria. Complimenti Lolita. Anche tu hai voluto dare il tuo contributo, giovanissima, vero Lolita? Sì, ho 26 anni. Ecco, gliene davo anche meno. Grazie. complimenti davvero. Grazie, buona continuazione. A dopo Lolita, molto bene. A questo punto vi voglio presentare questa canzone che avete già sentito nella prima edizione dell'Amore deve vincere contro la violenza, interpretata da 3 famosissime orchestre naturalmente del panorama della musica da ballo, che sono Renzo Biondi, Rossella Ferrari Casanova e i Rodigini. E questa canzone è stata scritta nel nostro mondo, quello della musica da ballo, proprio con lo scopo di sensibilizzare alla lotta della violenza contro le donne. Questa sera abbiamo la cantante dell'orchestra Renzo Biondi, Manuela, che ci darà la sua interpretazione di questo che è stato un brano veramente molto apprezzato, e per il testo, per la musica e naturalmente perché a cantarlo sono davvero delle interpreti speciali. Quindi io vi lascio con Manuela dell'orchestra Renzo Biondi e le sue Mani addosso. Buonasera a tutti. Io vorrei, ma tu credimi, non posso amarti e poi avere le tue mani addosso, sentirmi dire io di te non so far senza, ma le tue carezze poi diventano violenza. Credi a me, questo no, non è amore, tu mi regali soltanto lacrime e dolore, mi illudi sempre e dici d'essere sincero, ma invece ancora no, no, non è vero. Sciogli dentro di te tutta la gelosia, fuoco, sesso e amore, vai con la fantasia e lascia credi a me quel tuo stupido orgoglio. Io ti amo e tu lo sai, è te che voglio. Hai sciupato tutto quanto in un momento e i nostri sogni li hai gettati via col vento. A noi rimane solo il ricordo di un amore che oramai fa solo male al cuore. Ed io così vivo la tua indifferenza, perché non parli mai con la tua coscienza. Sei l'illusione di un frenetico pensiero, ma il tuo amore no, no, non è vero. Sciogli dentro di te tutta la gelosia, fuoco, sesso e amore, vai con la fantasia e lascia credi a me quel tuo stupido orgoglio. Io ti amo e tu lo sai, è te che voglio. Vieni verso di me e con la tua follia ti lasci sempre addosso, che mai andranno via e rimarranno qui impressi nella mia mente. Io ti ho dato tutto, tu non mi hai dato niente.
cosa credi a me, quel tuo stupido orgoglio, io ti amo e tu lo sai, è te che voglio. Vorrei poterti amare, ma amarti più non posso, non ti sopporto più e non sopporto più le tue mani addosso. Manuela, splendida. Grazie. Interpretazione. Grazie mille. Posso fare due parole? Certo. Grazie. Infatti hai visto che sono rimasto un passo indietro. Per me è sempre una grande emozione cantare questa canzone che è favolosa, ha un testo meraviglioso perché rappresenta proprio la ribellione interiore di una donna contro la violenza sulle donne. Io spero vi sia piaciuta. Grazie. Noi siamo... Grazie Manuela. Grazie a voi. Noi siamo doppiamente orgogliosi perché, come aveva detto prima Lara, di fatto abbiamo tenuto a battesimo questa canzone qua a Jesolo, perché era nata proprio 3 anni fa. 3 anni fa con tanto di video c'erano tutte e 3 le cantanti che la interpretarono proprio per la prima volta qui a Jesolo. Vero Biscaro che andò così? Dimmi di sì perché sennò faccio brutta figura. Bene, grazie. Allora, quando poi ho visto la scaletta, la prossima canzone, ho dovuto riguardare più e più volte l'anno in cui venne interpretata, perché ho detto no, non può essere, perché ancora oggi viene reinterpretata nuovamente, perché effettivamente ha fatto parte e fa parte della storia della musica internazionale. A cantarla quella volta era il 1968, molti di noi ancora non erano nati, vero che molti di voi non erano nati, giusto? Siete tutti giovani, eh? Nel 1968 una grandissima, straordinaria Aretha Franklin cantò per la prima volta questa canzone, You Make Me Feel Natural Woman. Ce la canta, ce la interpreta, inutile aggiungere altro, il testo che parla dell'amore della donna verso il suo uomo, di come la faceva stare bene, come faceva sentire naturalmente donna, naturalmente bene. Vale la pena di ascoltarla, a interpretarla per noi questa sera è Michela dell'orchestra Incanto. E buonasera! Buonasera, grazie dell'invito, è un onore essere qui insieme a tante artiste e tante colleghe. E un augurio a tutte le donne di trovare veramente un amore che le faccia sentire donne, belle e soprattutto vive. Quindi mi raccomando, non arrendiamoci mai. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord made me feel so tired. Before the day I met you, life was so kind, but you're the key to my peace of mind. When my soul was in a lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, till your kiss had me name it. No, I'm no longer doubtful what I'm living for, and if I make you happy, I don't need to do more. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, won't you dance to me? You made me feel so good inside.
dell'Orchestra Incanto. Complimenti Grazie, Michela, grazie complimenti mille. davvero, grazie. Grazie A di più cuore, tardi, Lara. grazie di cuore. Molto bene, continua la carrellata naturalmente delle grandi voci, delle grandi artiste, questa volta Moira dell'orchestra I Boomerang con un vero messaggio d'amore. È una canzone di Mina e si intitola Mi sei scoppiato dentro al cuore. Moira Simeonato! Buonasera Jesolo, buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare a Luciano per l'invito a questa meravigliosa, sentitissima manifestazione e un ringraziamento a tutti voi presenti. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Grazie. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi e tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, non so perché, no, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. E tu l'hai capito, ho visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, non so perché, no, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, non so perché, no, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Grazie. Oh Moira, è passata la paura? È passata. Era che tremolante Grazie. dietro le quinte. È emozionantissimo. Vero, hai visto quanta Bellissimo. gente, che bello. Insomma, Bello. glielo facciamo un altro applauso. Grazie. Grazie Moira. Grazie mille. Mamma mia che parterre de Roi, tra Mina, Rita Franklin, insomma, e adesso chi tocca? Allora, se io vi dico il mondo... Sì, ci sono, se vuoi ti continuo il resto. Forse è meglio che la Non canti si è tu. fermato mai un momento, E poi? la notte insegue sempre il giorno ed il giorno. Selena Valle. La cantiamo tutti insieme, dai, tutta, dall'inizio, dai. Voglio un applauso a tutto il pubblico, a tutti gli amici, grazie di essere qua.
No, stanotte non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Siete pronti? Intorno a me girava il mondo come sempre. Tutti gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore, ma per tutta la gente come me. Il mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a voi. Dai insieme. Non mi sento. Non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno per tutti voi. Dai che lo cantate insieme a me, anche da questa parte. Anna Maria. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Per tutti voi. Voi siete il nostro mondo. Grazie, grazie al pubblico, grazie a tutti gli amici e le belle compagnie. Grazie Serena. Grazie, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Allora, come sta procedendo la serata? No, perché non sembrava foste molto soddisfatti. Ci dicevamo prima con Lara, ma dietro, ma stanno cantando, applaudendo. Fateci sentire che ci siete. Fate un applauso alle 10 cantanti. Oh, così si fa. E un applauso grande però adesso lo voglio per l'ospite che abbiamo voluto come testimonial di questa serata, Maria Cristina Savoldi. Tra l'altro per lei si tratta di un ritorno a Jesolo perché è stata una delle protagoniste del TEDx dello scorso 29 di aprile qui nella Sala dell'Almar. Il TEDx è praticamente un incontro dove tante persone che hanno storie importanti alle spalle da raccontare vanno a condividerle con altre persone che poi naturalmente si arricchiscono dentro e poi fanno da passaparola. Maria Cristina. Grazie innanzitutto di avermi invitato allo stabilimento Balneare Manzoni, grazie Fabrizio, al Comune di Jesolo. È un piacere tornare qui anche se il tema mi è tristemente molto caro. E come sempre quando io parlo di questo tema faccio un appello subito ai genitori, perché sta a loro educare degli uomini che siano degni di essere chiamati tali. Allora, perché Maria Cristina? Beh, si potrebbe partire dalla sua storia familiare, cioè molto personale. Cioè, se andate per esempio nel suo sito, lei si presenta semplicemente così: mi chiamo Maria Cristina Margherita Savoldi Durcei Bellavitis, ma per molti sono semplicemente Cri. Questo perché lo sottolineo? Perché, allora, lei deriva da una famiglia nobile. Sì.
No, non è una vergogna dirlo, insomma, No, queste sono le sue origini. in genere faccio una smorfia perché è più quello che mi ha tolto che di quello che ti ha mi ha dato. Però, allora, siccome come ha scritto lei un libro, non è tutt'oro quello che luccica, noi abbiamo voluto fortemente che fosse Maria Cristina a portarci la sua testimonianza per far vedere che purtroppo quando siamo di fronte a determinati problemi, a determinate tragedie, a determinati drammi, la violenza è trasversale, non conosce sangue, non conosce nobiltà, non conosce ragione sociale, non conosce età, la violenza purtroppo. in realtà non conosce sesso, non conosce modalità. Ci sono tantissimi generi di violenza, una delle più subdole è il controllo psicologico, la manipolazione psicologica. In fondo l'abuso, la violenza altro non è che un desiderio di controllo, è una frustrazione che ci si porta dentro e si infligge alla vittima per sentirsi più grandi, e questo è schifosamente da vigliacchi, ma ancora una volta bisognerebbe estirpare questa modalità, e estirpandola, educare la cultura, ci vorrebbero secoli forse. Ecco che quindi bisognerebbe iniziare dalle scuole e dalla genitorialità, lì dove i genitori dovrebbero ascoltare attivamente i propri figli. Sappiamo che siamo tutti sempre di fretta, ormai anche i social hanno portato a un appiattimento emotivo, però l'ascolto attivo, che noi non utilizziamo quasi mai neanche col proprio amico. Quante volte voi vi trovate a chiedere come stai? L'amico può rispondere qualsiasi cosa, noi non ascoltiamo e tiriamo dritto, ma chiedere come stai è dovuto. Quindi la violenza ha moltissime facce e bisognerebbe saperle riconoscere per educare. E quindi spesso quando mi viene chiesto che cosa diresti, che consiglio daresti, è certamente difficile spendersi per dare un consiglio, ma io non ho avuto il privilegio di essere genitrice, ma certamente direi alla ragazzina che ero io e che se sono qua, credetemi, è perché purtroppo tristemente io parlo sempre di ciò che mi è accaduto prima, non insegno, non racconto mai nulla che non mi sia prima accaduto. Innanzitutto il branco è la cosa più pericolosa che ci sia, perché nel branco la coscienza si spalma, e questa è una casistica, ma una bambina, una ragazzina, se io fossi l'età dove mi è stata lacerata l'anima, direi non fidarti di nessuno e ricordati che l'abito più bello che tu possa indossare è la tua personalità, non c'è bisogno di spogliarsi, non c'è bisogno di mostrarti o di seguire delle mode che ti sviliscono, perché la dignità, la libertà di essere se stessi e di crescere, e la crescita spesso avviene nella solitudine. Quando ci siamo sentiti, una delle cose belle che lei ha sottolineato nel dire ho accettato di venire a Jesolo per una serie di motivi. Uno di questi motivi è questa manifestazione non parte dal concetto contro la violenza, cioè la parola che emerge, la prima parola è amore. E lei ha aggiunto anche una cosa, e lo dirò, mi ha detto, infatti immagino che adesso lo dirai, amatevi, amore verso gli altri, ma amate prima di tutto voi stessi e voi stesse. Quello è il punto di partenza per, diciamo così, tra virgolette, ribellarvi. Assolutamente. Il volersi bene, volere il proprio bene, crescere e non svilirsi. L'amore verso noi stessi, perché attenzione, stiamo parlando di carnefici che hanno 1000 volpi, ma noi stessi possiamo essere dei boicottatori eccezionali, dei carnefici di noi stessi. Quindi l'amore primordiale, quello che dovrebbe esserci insegnato in casa, è proprio quello che ci porterà e ci proteggerà per tutta la vita. E quindi culliamole, abbiamone cura, perché nessuno lo potrà fare meglio di noi. E a tutte le donne che aspettano sempre un principe azzurro, un salvatore, ricordatevi che ci si salva da sole, nessuno verrà. Quando si prepara o si vuole preparare una serata come questa, naturalmente che vuole lanciare determinati messaggi, ti confronti e ti chiedi anche su cosa dire, cosa comunicare. Naturalmente è molto semplice, soprattutto per chi proviene da una cultura giornalistica come la mia, andare a cercare sul web, su vari rapporti anche della questura, della prefettura, i nudi crudi
numeri sulla violenza delle donne. Per inciso, quest'anno siamo appena ad agosto, già sono state uccise 75 donne, che è una cosa straordinariamente incredibile. Però quando ci siamo sentiti, io e Maria Cristina abbiamo detto no, non possiamo fermarci ai numeri, perché rischiamo che la gente si abitui troppo facilmente alle cifre, alle statistiche. Dobbiamo andare oltre, anche perché la violenza non è, cioè quello è l'apice della violenza. Ci sono tante anche piccole violenze tra le mura domestiche che non emergono, che non vengono fuori. Anche quelle che poi vediamo e che magari tante volte passiamo oltre. Abbiamo visto il caso di Palermo, lo ha sottolineato prima l'assessore Borin, ma l'ultimo che fa sorridere se ci fermiamo all'apparenza, ma fa riflettere seriamente se andiamo oltre, quello è successo in un hotel in Sardegna, dove hanno avuto la brillante idea, per usare così un modo ironico per ricordarlo, di prendere una delle animatrici e di posarla sul carrello dei dolci, riempirla di cioccolato come fosse una portata, cioè il massimo del dispregio dell'uso come oggetto di una donna. Quindi non dobbiamo andare all'apice del problema, guardiamo a tante piccole cose che evidenziano il problema stesso. Certo, come lo dicevo prima, la violenza ha moltissimi volti, ma io esorto anche le ragazze, tutte le donne a parlarne. Certo è, c'è un codice rosso che funziona ancora male, certo è che ci sono dei magistrati, donne, che non leggono se ci sono delle prognosi ospedaliere, ma la denuncia, i panni sporchi non si lavano in famiglia, non si lavano tra amiche. La violenza è qualcosa che va denunciata. La paura è un sentimento eccezionale, ci protegge, ma non bisogna avere paura in queste cose. Io, se sono qua, lo dico sempre, se mi devo sporcare le mani ce le infilo fino al gomito, perché dar voce alla paura di noi donne, di tutte coloro che non hanno avuto il coraggio di parlare per la vergogna, perché si sa, è una cultura che protegge purtroppo il maschio, lo giustifica. L'uomo è cacciatore, l'uomo è forte, questo non giustifica tutta la violenza. Attenzione ancora una volta, può essere verbale, può essere psicologica, può essere di controllo, può essere anche un insulto fatto a scuola, quindi ascoltate e osservate i vostri figli, perché nasce tutto da lì, e dategli amore, perché l'amore davvero dovrebbe vincere qualsiasi forma di violenza. Io ricordo che agisce nel territorio anche dell'Alessandro Natesi, quindi Jesolo compreso, il centro Magnolia, che proprio si occupa qua della violenza contro le donne, che sono state create dei punti, definiamolo delle stanze, diciamo, riservate anche all'interno del commissariato di polizia di Jesolo e all'interno della caserma dei carabinieri di San Donà di Piave, dove ci si può rivolgere in maniera assolutamente anonima se dobbiamo esporre un problema. Quindi facciamo uso eventualmente e non tacciamo, perché parte anche dalla nostra denuncia un miglioramento, quindi non voltiamo le spalle, non voltiamoci dietro o nascondiamo la testa sotto la sabbia, visto che siamo in spiaggia e il riferimento non è casuale. Diciamo, questa sera lo diciamo in questo modo, con la musica, che è già qualcosa di importante, però andiamo a casa convinti che si possa realmente fare qualcosa. Maria Cristina, però, naturalmente lo so che te l'hanno chiesto in tanti e non posso non chiedertelo anch'io. Tu hai un peso dentro per il tuo vissuto. Com'è difficile far credere che sia vero tutto questo, considerata la tua posizione? Com'è difficile essere Maria Cristina Savoldi e far passare questo messaggio? Questa è la seconda lotta che io porto avanti, perché la società nella quale noi viviamo vorrebbe la vittima emaciata, senza dignità, con i capelli sporchi, discinta. Per me la dignità è tutto. La dignità è la libertà di esprimermi, di vestirmi come desidero, senza offendere il prossimo ovviamente, ma questo non fa di me una persona che non è stata vittima. Ma non mi piegherò mai al volere degli altri, a quello che gli altri vorrebbero vedere in me stessa, perché mi ci è voluto tantissimo tempo, tanta resilienza e tantissimo amore per me stessa, per ricucire queste ferite dell'anima, perché quando si è svilite così da piccole è difficilissimo rinascere, ma quando si rinasce si è più forti e non si ha più paura né di denunciare, né di parlare, né di incoraggiare le altre donne ad essere
forti, meravigliose, con una grande personalità e dignità. Ancora una volta ve lo dico, non c'è bisogno di spogliarci. La donna è affascinante per quello che ha, la bellezza vera, quella che è dentro. Grazie Maria Cristina. Grazie a voi. So che senti molto quello che dici, ogni volta è una piccola sofferenza. Solo una cosa, allora, prima citavo un libro, naturalmente questa non è la sede per parlare del tuo libro, però possiamo dire che quel libro non è tanto un invito a denunciare, o meglio, sì, lo stiamo dicendo, denunciate le cose, ma è un invito a non stare zitti. È un inno alla vita, decisamente. Raccontarsi, vivere appieno. Stiamo parlando purtroppo di un argomento molto triste, ma si vive una volta sola. E quindi cerchiamo davvero di amarci. Amandosi è l'unico modo che abbiamo per amare a tutto tondo, a 360 gradi. Parte tutto da lì. Ma curiosamente ci si aspetta sempre che arrivi qualcuno ad amarci e non parte mai da noi stessi. Quindi sì, il mio libro farà il suo percorso, non è il primo, è il terzo. No, assolutamente. Ed è stato scritto proprio per, tra l'altro, portare colui che ha fatto questo davanti a un tribunale. Allora, l'ultima domanda, poi secondo me con l'assessore Gonella in particolare, perché questa sera siamo con l'assessore Borin, con l'assessore Gonella avremo modo di riparlare anche delle tue esperienze di Tripoli, di Gheddafi, della tua esperienza come gemmologa che hai acquisito a New York, eccetera. Però tu che hai girato il mondo, e qui chiudiamo, in Italia come siamo messi rispetto agli altri paesi cosiddetti civili? Siamo tristemente ancora indietro. Non voglio citare gli Stati Uniti che sono esageratamente avanti, basta una parola storta verso una donna e quello già body shaming o è addirittura perseguibile. Però dobbiamo toglierci davvero da quest'idea di cultura patriarcale. È meraviglioso, l'uomo è padre di famiglia, ha delle responsabilità, ma questo non gli permette di trattare la donna in un certo modo. In Italia ci stiamo arrivando adesso, molto lentamente, ma non è giusto arrivare quando si è scavallato l'apice. Sarebbe giusto riuscire ad affrontare un problema dalla radice, dall'educazione. Non mi stancherò mai di dirlo. Io ho lavorato con le vittime del bullismo. Ci credete o no che nel reparto pediatrico non è mai arrivato un genitore del carnefice? Mai, perché sono giustificati, perché è un momento così. È l'età della stupidera, passerà. Sono dei sintomi invece terribili. Quindi purtroppo sì, in Italia ci stiamo arrivando forse adesso, ma ci vuole il supporto di tutti, il coraggio di tutti. Grazie. A voi. Maria Cristina Savoldi Bellavitis, o se volete semplicemente Cri. Grazie. Grazie a te, Fabrizio. Allora, io non so se Lara Agostini... Sì, ci sono. Eccoci. No, io volevo quella azzurra, scusa. Non so Sono tornata in bianco, okay. Perché volevo abbinarmi. Non mi capita tante volte di condurre con, diciamo, con un presentatore così bravo. Quindi no, così alto. Così alto, così slanciato. No, potete fare anche un applauso perché davvero è stato un intervento eccezionale. Sì. Sono riuscita a seguirlo. Lo sai che mi hanno rimproverato perché stiamo troppo indietro? Siamo troppo indietro, bisogna quindi dobbiamo andare un po' più avanti. Allora, di solito mi ha insegnato che si sta dove il fascio di luce fa più caldo. Ma noi brilliamo... Ma voi ci volete male, caspita, dove fa più caldo? Ma noi brilliamo, vedi come brilliamo stasera. Illumini d'immenso questo palco. Comunque ti lascio il palco. No, ti ho sentito che prima hai anche cantato. No, prima dicevi, hai sbagliato. Amorino mi ha affiancato la presentatrice donna perché canta. Quindi Amorino dovevi dirmelo che affiancavi un presentatore uomo perché sa cantare. È anche molto ferrato in tutti, naturalmente, i brani musicali, veramente. L'ho sentito cantare in questura ieri, è bravissimo. No. In questura si canta per forza. Ti lascio il palco. Lara Agostini. Grazie, naturalmente. Allora ragazzi, a che punto siamo? Ci siete? Io vorrei sentire proprio uno di quegli applausi di Piazza Manzoni, quelli caldi, quelli che ci fanno sentire... il calore di una stagione indimenticabile. Quanti di voi sono in vacanza? Sulla mano? Oh, belli, tanti sono in vacanza. Naturalmente Jesolo, una delle località più amate, una delle località più gettonate di quest'estate 2023, ma quando ci sono degli eventi così importanti naturalmente
diciamo che c'è un valore aggiunto. Questa sera, come vi abbiamo anticipato prima, ci sono tantissime voci che si sono unite, le avete viste tutte nella prima carrellata, ma le nostre artiste ritornano adesso in una seconda carrellata, ancora con tante canzoni per farvi divertire. Però questa volta si parte con un po' di brio, con un po' di musica di quella che, diciamo, prende con le mani al cielo. Quindi facciamo una prova sulle mani. Proviamo anche con l'urlo di destra, vai! L'urlo di sinistra, vai! L'urlo dello stadio, vai! Ho sentito qualcuno che ride? Ok, ci siamo pronti, siamo caldi per riaccogliere le nostre artiste, naturalmente. Ripartiamo con lei, Desiree, dell'orchestra Santa Monica Band. Eccomi, grazie Lara. Ascolta, mi hai caricato il pubblico. No, ma io volevo sentire un bel applauso per Desiree. No, ritorna. Aspetta, ritorna. okay. Rifacciamo perché bisogna darci un po' di sprint. Allora ragazzi, se siete pronti, io direi di far ritornare Desiree della Santa Monica Band! Ragazzi, quando mi capita una presentazione così, Desiree, il palco è tuo. Dance, grazie Lara. Monkey, grazie. Però voglio le mani in alto al cielo, ragazzi. Mi serve questo adesso. Sulle mani. Pronti, partiamo? Insieme a voi. Tears say, oh my God, I see the way you shine. Anche voi, Check my hand, my tear, I'm blessed and born in mine. You know you stopped me there when I was passing by. I know I'm bad to see you dance one more time. I see you every time. Le mani, you're my eye, I like your style. You make me wanna cry. I know I'm bad to see you dance one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Le mani, I never see anybody to that thing I do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you dance, I make you truly turn again. Insieme a voi. And say, oh my God, I see you walking by. Check my hair, my tail, I'm looking in my eyes. Just like a monkey, I'll be dancing my whole life. I've been trying to see you dance one more time. I see you every time. I know my eye, I like your style. You make me wanna cry. Yeah, I know I'm bad to see you dance one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Anche voi. I never see anybody to the pink I do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you dance, I'll make it till it's all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never see anybody to the pink I do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you dance, I'll make it till it's all again. Insieme. Insieme le mani. Wow, wow, anche lì in fondo. No, they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never see anybody to
Davvero? Fateci sentire, sentiamo, vai. Grazie Desiree, grazie, a più tardi perché ci sarà un finale davvero straordinario. Ritorna lei, la nostra Giorgia Gonnella, come vi ho detto, una delle più belle voci promettenti, perché ogni anno ci piace scoprire qualche nuovo talento e quest'anno eccola qui, Beyoncé, che ci canta Hello stasera nella versione di Giorgia Gonnella. Grazie. Dealt your mom and dad and didn't ever put it a fight, that didn't even make a sound. I found it when I let you in, but I never really had a bite. Standing body your face, I've got my hands now. It's like I've been awakened, every light you break it. It's a sun and taken. I'm never gonna shut you out. Everywhere I look now, I'm surrounded by your embrace. Oh baby, I can see your halo. I know you're my saving grace. You're everything I needed more. It's written all over your face. Oh baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. Halo. So I never fall again, but this I never feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened, every light you break it. It's a risk and I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I look now, it's running by your embrace. So baby, I can see your halo. I know you're my saving grace. You're everything I needed more. It's written all over your face. So baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. I can see your halo. I can see your halo. I can see your halo. Halo. I can see a halo. I can see a halo. I can see a halo. Halo. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Oh baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I needed more. It's written all over your face. Oh baby, I can see your halo. Pray you won't fade to your halo, halo. I can see 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 your halo. I can see your halo. I can see your halo, halo. Grazie, Giorgia! grazie.
Grazie Giorgia. Grazie. Straordinaria interpretazione, grazie ancora. Grazie. Allora, signori uomini, se volete rivolgervi, oppure quando vi rivolgete alle vostre fidanzati, mogli o quello che è, insomma, e dire qualcosa di carino, com'è che chiamate la vostra signora, la vostra... Amore, oppure per fare un complimento, sei bella, bellissima, ma nessuno viene in mente di dire meravigliosa? Allora facciamo così, per stimolare i signori uomini a usare anche questo termine, per esempio qualcosa del tipo sei la mia meravigliosa creatura, cioè che è esagerato, che già fare un complimento, vero, arrivare a meravigliosa creatura è fin troppo, però insomma cerchiamo di abituare gli uomini ricordando una storica canzone di Gianna Nannini che faceva proprio meravigliosa creatura. Ce la interpreta accompagnata da Alessandro, bella perché mi ha suggerito, guarda che sono Alessandro, non sono Alessandro, Lara Agostini. Grazie. Grazie del suggerimento. Fabrizio, guarda, vieni un attimo perché ho visto che sei un mezzo cantante anche, guarda. Vieni, guarda. Senti, solo l'inizio. Così la cantano anche loro. Però è tonalità da donna. La parte femminile che c'è in Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, vado dietro le quinte se no faccio brutta figura, ma stai qui con noi, falli cantare, sei più bravo tu. De che? Lara Agostini. Secondo me domani siamo su, come si chiama quella trasmissione, non si fa la pubblicità, quella delle papere. Paperissima. No, paperissima no. Dai, allora avete capito di cosa stiamo parlando, no? Giusto per sciogliere un po' l'atmosfera, per renderla così, per coinvolgere anche questo pubblico meraviglioso. Io con Alessandro, con le parole, perché a una certa età le parole non si ricordano più, però poi ti metti l'iPad e non ci vedi perché è scritto in piccolo, quindi ti sei chiesto come mai hai messo l'iPad che non legge le parole. Detto questo però ripartiamo, vai. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti tutti me. Sei sola al mondo, me. Di averti accanto, occhi di sole bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita. Sulle mani. Luce dei miei occhi brilla su di me. Voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, vengo su di te. Non svegliarti, non svegliarmi, non svegliarti ancora. Voi, creatura, sei sola al mondo, meravigliosa, paura di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole, muoio d'amore, meravigliosa. Adesso ci vorrebbero le torce accese, sulle mani al cielo. Meravigliosa, mani. Sei sola al mondo, di
di averti accanto all'improvviso. Tu scendi dal paradiso, amo la vita meravigliosa. Meravigliosa, sei sola al mondo, meravigliosa di averti accanto. Grazie a tutti. Meravigliose tutte le donne che ci sono stasera e che sostengono queste belle serate, davvero, grazie di cuore a tutte. Detto questo, cari amici, continua la carrellata delle grandi artiste, davvero stasera veramente ne avete per tutti i generi. A questo punto io ripresento ancora una grandissima voce, quella di Linda Biscaro, che ci riporta a Sanremo, il brano che ha vinto questa edizione 2023. Marco Mengoni ci ha incantato con Due vite, stasera lo farà Linda Biscaro. Grazie, eccoci qua di nuovo. Grazie Ricky per il testo, è così proprio, tanto per averlo. Mi sono sveglia in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi un tempo così che solleva le strade, con il cielo del passo da qui, siamo i nostri ogni fare. Vorrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, che fai col limone contro la ingombra, sembra una foto mossa, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori loca, e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera, tutte le cose, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che ci rifanno due vite. Sulle mani dai, Esolo! Siamo solo svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia senza tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più vivi, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza avere una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori loca, e meno male. Voi, se questa canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi
altre, Luca, fammi un accordo. Se questa è l'ultima, in tonalità, però adesso non facciamo figure, perché adesso mi prendo l'iniziativa e poi. Se questa è l'ultima, sarò lì a dirti che qui non arriva la musica, fermi, e tu non dormi, quando la vita poi esagera tutte le cose quando qualcosa mi agita, tanto lo so che tu non dormi mai. Signori, che giri fanno due vite. Grazie amici, grazie Jesolo, una canzone meravigliosa, voi siete meravigliosi, grazie. Linda, ma quanto aspettavi questo momento di farli cantare? Hai capito, lo aspettavo anch'io, perché le mie colleghe, giusto, quindi ho detto ci provo. Anche perché con un pubblico così come fai? Un pubblico così come faccio a non farli cantare? Sono tutti qua che sanno tutte le canzoni, esatto. Quindi è bello farli collaborare. Grazie amici, Linda, ciao. Poi ci rivediamo alla fine per il gran finale. Tanto è bello osservare come le canzoni di fatto fanno la storia, poi non tramontano mai, e c'è chi poi attinge, perché quella di Mengoni fa Che giri fanno due vite. Se ricordate, Antonello Venditti cantava gli strani amori fanno strani giri e poi ritornano. C'è questa similitudine delle canzoni nei testi, significa che sono testi buoni d'altra parte. Noi, a proposito di testi, questa volta risparmiate le ure, perché poi faremo cantare ancora un po', e abbiamo i Full Time che tornano con i loro balletti, con il loro corpo di ballo. Full Time. C'era Medusa, la regina delle Gorgoni, dallo sguardo pietrificante. Per sconfiggerla bastava uno specchio, oppure staccarle la testa. Ma era la tattica più difficile. Eccezionali, strabilianti come sempre, davvero, si meritano l'applauso, grande, veramente, artiste straordinarie. Complimenti, complimenti, ogni anno ci lasciate sbalorditi e senza fiato, grazie di cuore. Continuano
gli incantesimi, continuano le belle canzoni, continuano le bellissime voci e quindi arrivano per voi Lolita e Michela dell'orchestra Incanto con una canzone di Tiziano Ferro che si intitola proprio, indovinate? Non ho capito, si intitola Lolita e Michela, Incanto! Grazie. Milioni di occhi, la vita si nascose come fissare il sole in una notte per sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare, pensiamo di meritare, e questa volta ci facciamo così male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita, la vorrei vivere con te, che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto, istantanee di secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore nelle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io gelosa del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore, ho soltanto una vita, la vorrei vivere così. Incanto, è un incanto, istantanee di secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto istantanee di secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto. Grazie mille. Lolita e Michela, grazie. Grazie a voi. Anche con voi l'appuntamento alla fine per il gran finale tutti quanti assieme. A dopo, grazie A mille. dopo, grazie. Allora, qua molto semplicemente chiamo la Manuela perché, attenzione, io vi ho detto prima di tenere a bada e tenere bene la gola riservata per il dopo, perché adesso quel dopo è arrivato, perché vi farà cantare. Sì, aspetta che entri sul palco prima. Manuela! Eccomi qua! Ho fatto un cambio look! No, lei non cambiato. arrivava perché tutti ammiravano il suo nuovo abbigliamento, il suo outfit. Beh, direi complimenti anche. Ti piace il mio piccione? Decisamente. Guarda, non ti dico che caldo fa. Sto per morire. Lei lo dice a me che sono con la giacca, vi chiede che caldo fa. Ok.
Ti arrangi Allora, tu, perché loro sì. devono essere bravi adesso. Esatto, dovete essere bravissimi perché cambio proprio genere, proprio stile. Vado indietro negli anni 90 con una Shania Twain giovanissima e ho bisogno del vostro aiuto. Dovete aiutarmi nel ritornello a fare oh oh oh, molto semplice, giusto? Ci proviamo al mio 3, oh oh oh, 1, 2, 3. Bravissimi, lo riproviamo? 1, 2, 3. Vai! Let's go, girls. Le mani, so, come on, I'm going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let the heaven down. Wanna make some noise, really raise my voice, and I wanna scream and shout. No inhibition, making no condition, get a little of the line. I'm gonna out political correct, I only wanna have a good time. Pronti? The best thing about me and a woman is the prerogative to have a little fun. They're totally crazy, forget my lady, man should oh oh oh, reading a riot, doing hair in style, oh oh oh, getting the action, being attraction, calling my hair to an attack. I wanna be free and feel the way I feel. Man, I feel like a woman. The girls need a prayer tonight. We're gonna change the change you better of the line. I'm gonna out, we only wanna dance. We're gonna let her have a good time. The best thing about me and a woman is the prerogative to have a little fun. Get totally crazy, get on my lady, man should oh oh oh, reading a riot, doing out in style, oh oh oh, getting the action, being attraction, calling my hair to an attack. I wanna be free and feel the way I feel. Man, I feel like a woman. The best thing about the bee and the woman is the prerogative to have a little fun. Oh, 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 get totally crazy, get my lady, man should strong. Oh, 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 reading a riot, doing out in style. Oh, oh, getting the action, being attraction, cutting my hair to an attack. Oh, 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 wanna be free and feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Oh, oh, yeah, it's totally crazy. Can you feel it? Come, baby. Woo, woo, woo. I feel like a woman. Manuela! Grazie! Ci siamo divertiti e voi siete stati fantastici, bravissimi, grazie mille. Complimenti anche per il Grazie. look, è davvero eccezionale. Complimenti Manu, Grazie. davvero. Avevi freddo stasera? Madonna, Aveva un po' di freddo, ha messo ho le fatto piume. tipo 10 docce, ragazzi, tra il vestito che avevo prima, che era una sauna impressionante, adesso le penne del piccione. Sono Complimenti, a casa. complimenti anche al tuo capo orchestra Renzo Biondi che Ah sì, naturalmente posso dire una è cosa? colui che cura il tuo look.
Complimenti, davvero. Posso fare una cosa, perché lui me lo fa fare e io lo devo fare perché lui Se non mi è paga. pericoloso, vai, facciamolo velocemente. Lo facciamo un applauso a Renzo Biondi che è lì che mi guarda e soddisfatto di questa mise. Le hai rubate a lui queste prime, vero? Sì, lo so. Sì, non gli faccio fare l'applauso, dico che è bellissimo, non mi paga, quindi... Ok, bellissimo, bellissimo. Cioè- No, ma poi nella serata delle donne ognuno deve fare la sua parte, anche gli uomini più uomini che ci sono, quindi l'applauso, anzi, propongo che il prossimo anno, come hanno fatto tante artiste a Campovolo, anche in Piazza Manzoni ci siano le donne affiancate da qualche uomo, perché anche l'uomo deve fare la sua parte. Dico bene? Ecco. Bene, brava Lara. Posso togliere il disturbo? Ci vediamo dopo nel finale. No, mi piacevi così, guarda, Ok. mi piacevi proprio così. Vuoi che te le presto? No. Vuoi provarle? Non vorrei mai, no, non vorrei mai. Allora, no. Sono pulite, sai, le lavo. Va benissimo, va benissimo. Ok, Mi metto benissimo. anche l'antipulci. Spegnetela. Ciao ragazzi, grazie! Grazie Manu, grazie di cuore. Detto questo, cari amici, c'è un'altra bellissima voce che canta una canzone davvero speciale di una grande artista che è molto amata a Noxa, e arriva Moira Simeonato dell'orchestra Boomerang con A Lei. Moira Simeonato! Grazie Lara, grazie. Dice sì quando vuoi, a lei che spazza via la tua malinconia per me, facendoti l'amore, togliendoti il bicchiere, lo so. Tu con
Grazie. Moira! Anche questa è andata. Anche questa. Un po' meno tensione rispetto a prima. Un po' meno, però c'è il pubblico che riscalda e, nel vero senso della parola, ma riscalda il cuore, perciò tutto viene molto più facile e tutto scivola. Anche a cantare a reinterpretare una cantante come Anna Ox, che non è semplicissima poi. Grazie. Brava, complimenti. Grazie mille. Allora, stiamo per arrivare verso la conclusione di questa straordinaria serata. A uno gli viene in mente una cosa, che bello poter trascorrere una serata così e poter non dimenticare le persone che si sono incontrate, i volti che si sono visti. Io da questa prospettiva sono un privilegiato perché ho la possibilità di vedere un colpo d'occhio straordinario, di vedere tutti voi soddisfatti di quello che stiamo vivendo. Allora, l'ultima canzone questa sera parla proprio di una persona, di una donna che non vuole dimenticare una persona che ha incontrato. La canzone è Occhi profondi, era stata cantata, scritta e cantata da Emma, questa sera ce la reinterpreta Selena Valle. Sa. Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi, eppure l'amore che non cedi. Servirebbe avere occhi profondi, per imprigionare la tua assenza, non lasciarla mai venire fuori, perché non diventi dipendenza. È più bella la città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me, tutti tranne me. Io mi scordo di dimenticarti, non ho mai avuto occhi profondi. Le mani, sei negli occhi e via lì non scendi. Come fai, tu lo sai, a restare in equilibrio e non cadere mai. Non mi sento tutti, Piazza Manzoni. Questo vento che mi impugna la pelle sembra una carezza veloce. Io vorrei avere occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi succede per davvero. È più bella la città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me. Io mi scordo di dimenticarti, non ho mai avuto occhi profondi. Sei negli occhi e via da lì non scendi. Come fai, tu lo sai, a restarmi addosso se non ci sei mai. Le mani, io vi odiare l'amore, fare la guerra alle stelle, sognare senza pudore, finalmente poi dormire tutti dietro coperto alle spalle, scoprendo tutto il mio cuore, ma solo non si può rifare. Io mi scordo di dimenticarti. Su tutti. Vai Piazza Manzoni, fatemi sentire. Sei negli occhi e via lì non scendi. Come fai, tu lo sai, a restare in equilibrio, non ricordo di non ricordarti. Sei negli occhi e via lì non scendi. Inseparabili ma separati. E come fai, tu lo sai, a restarmi addosso se non ci sei mai. Selena Valle! Grazie a tutti! Voglio sentire un po' se ci siete, No. Un po' scarsetti. Lara, dove sei? Ci siamo, ci siamo. C'è nebbia in Valpadana. Ci siamo, ci siamo. C'è la nebbia stasera. Ti sei Eppure c'è un divertita? caldo. Ti sei C'è un divertita? caldo. Sì, mi sono divertita. Io vi chiedo un forte applauso a tutto il consorzio, ma grazie a questa piazza bellissima, soprattutto alla cornice che la rendete voi speciale con la vostra presenza. Grazie a tutti.
Selena, in realtà le facciamo no, vai pure perché ti facciamo fare un'entrata, cioè, dopo quello che abbiamo preparato per questo finale, Fabrizio. È da settimane, mesi che prepariamo. Immagino, soprattutto da Lara mi aspetto di tutto. Sì, no. Perché non conosci me? No, volevo dire infatti che nel finale sarebbe bellissimo riavere tutte le nostre protagoniste qui sul palco. Dici? Sì. C'è posto per tutti? Fabrizio, tu frequenti la musica da ballo? Devo dire di sì. Ma perché mi fai queste domande qua, proprio sulla fine? Guarda, queste sono le cantanti della musica da ballo. Tu frequenti la musica da ballo? Sì, ma io infatti vengo qua perché sono uno dei fans, perché c'è il Manuela Fans Club, che è presente, giusto? L'abbiamo sentito prima. Vero? Sì. Che ho detto, vorrei sapere... Anche tu vorresti un fan club? Vorrei sapere come iscrivermi a questo Fans Club, perché... Ok, quindi anche Fabrizio diventerà dei nostri, quindi ce l'avremo più spesso nelle nostre bellissime serate. Questa sera ti abbiamo ingaggiato, esatto. Quindi ti avremo più spesso nella nostra musica e spettacolo. Grazie Fabrizio per esserti. Amorino mi hai perso, cioè adesso sono stato precettato. Poi Amorino, se gli diciamo se sa fare anche una baciata, e la sa fare veramente a tutti i punti. Io l'ho creato e io lo distruggo. Lui ti ha creato e lui ti distrugge. Stiamo parlando, bisogna usare l'amore e non la violenza. C'è questo... Allora, Amorino, che è un umile, non vuole essere chiamato sul palco, però un piccolo aneddoto bisogna dirlo. A proposito di Ti ho creato, perché nel 2000, poi l'abbiamo fatto la prima edizione nel 2001, nel 2000 questo signore si è inventato una manifestazione che è la più longeva e più invidiata, è l'unica in Italia, che si chiama il Lungomare delle Stelle. Grazie a lui abbiamo il lungomare che è diventato stellare letteralmente come la Walk of Fame di New York, di Hollywood, anzi chiedo scusa. E ogni anno grandi personaggi, che da Alberto Sordi, che è stato il primo, piuttosto che Del Piero, la Pellegrini, Gina Lollobrigida, Katia Ricciarelli, quello che lo chiamava Amoruccio o qualcosa del genere, insomma Amorino, Little Love, comunque Fabrizio, poi Bocelli, eccetera. Quindi diciamo che io devo molto anche a Amorino, perché è stato il primo grande evento di fatto organizzato qua a Jesolo, è il primo grande evento che ho avuto la possibilità di presentare, quindi ringrazio pubblicamente Amorino, insomma, per... Comunque, noi ringraziamo te. Fabrizio, a Amorino dobbiamo molto anche noi della musica da ballo, perché non per fare una sviolinata, però durante il periodo difficilissimo per la musica, quello che ci ha toccato veramente in maniera diciamo indimenticabile, però nel senso cattivo, non nel senso buono, Amorino, tutto il consorzio Manzoni, con tantissimi collaboratori che ci accolgono sempre a braccia aperte in questa bellissima piazza, non ci ha dimenticati, quindi anche la musica da ballo, che sicuramente non è paragonabile a Bocelli, a Katia Ricciarelli o tutto quel che c'è, nel suo cuore ha uno spazio importante. Grazie, perché fai vivere anche le piccole realtà che sono grandi realtà. Grazie Amorino di cuore davvero. Infatti nel 2020 nessuno qua a Jesolo organizzava niente, l'unica piazza era Piazza Manzoni che poteva organizzare, perché rispettando tutte le regole, i distanziamenti eccetera, perché non si poteva stare vicini in piazza. Mi ricordo abbiamo fatto un evento, c'erano tipo 150 persone, ma semplicemente perché dovevamo stare distanziati 3-4 metri uno dall'altro. Insomma, però, ma la baciata la sai fare o no? Ma lo facciamo la prossima volta, dai, lascia stare, adesso Io volevo sapere se faceva fare la baciata, così lo ingaggiavamo proprio. Baciata, baciare, comunque cose è facile, guarda, se voi fate così con le mani, noi facciamo la baciata, attento un po'. Ok, come si fa? Vengo io a prenderti il microfono se vuoi, Lara. No, ce la faccio. Fatica. Guarda, baciata. No, è che mi piace guardare. No, ma questo è uno scoop che solo in Piazza Manzoni a Jesolo stasera, io e Fabrizio che paghiamo la baciata. No, intanto si balla. Io già la aggiungevo. No. Fantastici. Solo Lara Agostini poteva farmi fare queste robe. Va bene, le chiamiamo le nostre stelle di questa sera? Sì, assolutamente. Ok. Assolutamente. Una io, una te, dai. Desiree, Orchestra Santa Monica Band, che ringraziamo anche per il supporto tecnico di questa serata speciale. Grazie Riccardo, Antonella, a tutti, grazie. Bravi, comunque. Giorgia Gonnella. Vai Gio. No, ma ragazzi, adesso avete l'ultima opportunità per applaudire come sapete fare voi, quindi scatenatevi. Dopo Giorgia Gonnella arriva Linda Piscaro.
Lolita dell'orchestra Incanto. Manuela dell'orchestra Renzo Biondi. Michela dell'orchestra Incanto. E poi Moira dell'orchestra Maurey Boomerang. Quella pazza scatenata della Serena Valle. Eccoci. Voleva ballare una baciata anche lei. Lara Agostini. Benissimo, allora ragazze, se volete avvicinarvi anche voi così. Sì, no, perché no, il problema è che poi non ci vedo. Ok, ci sono i ringraziamenti naturalmente da fare. Dobbiamo ringraziare anche Luciano Biscaro della Publi Immagine. Ringraziamo Luciano. Perché siamo tutte delle sue creature meravigliose. Tutte figlie sue. Tutte creature di Luciano. Poi ringraziamo naturalmente lo stabilimento balneare Manzoni, ringraziamo l'amministrazione comunale per il patrocinio, ringraziamo Alessandro. Vedi com'è la solidarietà maschile? Questa è solidarietà maschile. Alessandro e Luca. E vorrei chiamare qui sul palco per lo stabilimento balneare Manzoni la Michela per un piccolo omaggio floreale per le nostre e ancora donne. Le grandissime artiste della Full Time. Eccole. Vai ragazze. Grazie Michela. Marina, cosa dici Fabrizio? Michela. Mi cadi sulla Michela. Cioè mezz'ora che la chiamo Michela, mi avesse detto Grazie. no, ho sbagliato nome, no. Grazie davvero. Ma va bene. No. Mi cadi sulla Michela. No. Alla fine pensavo che con la baciata di aver fatto. No, è andato in visibilio, basta, abbiamo perso Fabrizio. Ok, ci vuole anche l'applauso per le nostre veramente splendide artiste. Quest'anno sono aumentate le donne che hanno cantato in Piazza Manzoni e penso sia stata un'esperienza bellissima per tutti. Diventa quasi un appuntamento al quale nessuno poi vuole mancare, ovviamente lavoro permettendo. Detto questo, grazie Marina. Ce l'hai anche scritto lì, grazie Marina. Marina, ti voglio al più presto sposare. Comunque la canzone. Non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no. Ok, Allora, quindi ci siamo fatti perdonare, Lara, sì. però dobbiamo anche ringraziare Maria Cristina Savoldi che è stata la nostra testimonial e quindi ringraziamola per aver portato la sua testimonianza. So che è stata molto apprezzata dall'attenzione che avete dimostrato, anche dagli applausi che l'avete tributato. È stata una cosa che oltre alla musica andava fatto, insomma andava portato questo tipo di testimonianza. Sì, io direi che abbiamo pensato a una canzone finale per coinvolgere anche il nostro pubblico, visto che la sappiamo un po' tutti, abbiamo la fortuna di avere i nostri chitarristi. Facile Marina. Ma qui andiamo sulle cose difficili. Per Siete esempio, pronti? Guarda, ci passiamo ragazzi, siamo pronti. Vediamo se sono pronti. Se diciamo penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, c'è anche il testo se vuoi. Mi dipingevo le mani alla Vai, faccia. Desiree. C'è anche il testo. Io non ci vedo da là, che scusate. Fabrizio, ma le prove che abbiamo fatto, abbiamo provato da una settimana, per favore, ripartiamo. Allora è proprio vero che a te piace solo guardare. Scusa, io ti guardo. Il carattere dammi una mano, no? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare tutti, cantare tutti. Più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. sì, una musica dolce
tutti i sogni nell'alba svaniscono perché sì. Quando tramonta la luna mi porta con sé. Carattere grande. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Tutti volare. Vi sentiamo? Nel blu, dipinto di blu, felice. No, nel blu, dipinto di blu, felice. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare lassù. Sira Emanuela, Giorgia, Linda, Incanto, Michele, Lolita, Moira, Selena, Full Time, Grazie. Lara Agostini! Grazie a tutti, buone vacanze per chi è in vacanza, cioè praticamente il 99% della piazza. Noi continuiamo a lavorare, veniteci, andatele a trovare perché c'è da divertirsi, perché con la musica si sta bene, con la musica si fanno tante belle Perché cose. tu ci sarai. Naturalmente con la baciata e tutto il resto. Avanti. Grazie a tutti! Ciao! Ciao!